Benvenuti, oggi è lunedì 30 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:54 e tramonta alle 18:45. La luna si leva alle 4:33 e cala alle 17:52. Il santo di oggi è Girolamo. Il nome Girolamo, variante di Gerolamo, viene dal greco e significa nome sacro. Il 30 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Traduzione, ricorrenza riconosciuta dalle Nazioni Unite per rendere omaggio al lavoro dei professionisti delle lingue e sottolineare l'importanza della traduzione letteraria come strumento di dialogo internazionale. Durante questo giorno si celebra San Girolamo, considerato il patrono dei traduttori, dunque la data scelta non è casuale. Nel corso degli anni la traduzione di opere italiane all'estero ha assunto sempre più importanza per diffondere la letteratura e la cultura italiana nel mondo. Compie oggi 60 anni Monica Bellucci, attrice e modella, considerata una vera e propria sex symbol. Ha recitato in tanti film famosi, sia italiani sia internazionali, per esempio Dracula, Matrix, Malena di Giuseppe Tornatore e La Passione di Cristo di Mel Gibson. Nel 1999 ha sposato l'attore francese Vincent Cassel, dal quale si è separata 15 anni dopo. Insieme hanno 2 figlie. Dal 2023 è legata sentimentalmente al regista Tim Burton. Festeggia 74 anni Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, cantante di culto per le sue capacità istrioniche e provocatorie. Nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato 44 dischi ed è l'unico artista italiano ad aver avuto album al numero 1 della classifica in 6 decenni diversi. Tra i suoi leggendari successi Mi vendo, Il carrozzone e Il triangolo. Infine auguri a Giorgio Panariello, comico, attore e presentatore che oggi spegne 64 candeline. Inizia con la radio e le imitazioni, spopolando nei panni proprio di Renato Zero. Quindi si dà al cabaret e sbarca alla Rai nel 1991. Da quel momento una cavalcata che lo porta a condurre il Festival di Sanremo nel 2006. Al cinema recita in diverse commedie e si cimenta pure nella regia, ma senza grande successo. A quei tempi era ancora un fuorilegge e nessuno pensava potesse avere un seguito così clamoroso. Era il 30 settembre del 1948 quando arrivò per la prima volta nelle edicole Tex, il pistolero creato da Gianluigi Bonelli e disegnato da Galep. Prima bandito, poi ranger dalla parte dei deboli e dei pelle rossa, con la pistola più veloce del West. Un eroe che ancora oggi attira tantissimi lettori. Polo Nord e Polo Sud, terrestre, sono davvero i poli dell'enorme calamita che è la Terra? Il ferro liquido presente nel nucleo della Terra genera un forte campo magnetico. Gli aghi delle bussole puntano verso il nord perché si allineano al campo magnetico terrestre. Tuttavia il campo magnetico terrestre varia nel tempo, quindi non solo non corrisponde con esattezza al Polo Nord geografico, ma troveremo perfino delle inversioni cicliche tra Polo Nord e Polo Sud, centinaia nel corso delle ere geologiche. I navigatori del passato infatti dovevano eseguire calcoli periodici per correggere questa differenza di posizione per arrivare a destinazione sani e salvi. Buongiorno ai 12, la settimana si apre con un Mercurio che si illumina di chiarezza congiungendosi al Sole e Marte che con il suo dialogo con Saturno vuole rendere un po' più certe le emozioni e le sensazioni. Vediamo cosa accade nel cielo di 12 Ariete. Questi transiti non vi sconvolgono più di tanto se non fosse che l'opposizione di Mercurio e il Sole può darvi uno stress mentale notevole. I dialoghi oggi possono essere difficili. Toro,
La vostra configurazione generale gode degli aspetti invece che formano Marte e Saturno, una maggiore sicurezza in tutto e anche in amore con una Venere in opposizione che provoca non poco, potreste riscoprirvi un po' più selettivi del solito gemelli. La giornata di oggi è una giornata che si avvale di tutta la chiarezza del vostro beniamino Mercurio che si congiunge al Sole regalandovi uno splendido trigono in congiunzione e dandovi modo di essere brillanti come al solito in quella che è la dote dei gemelli più importante, la comunicazione. Un incontro molto interessante oggi potrebbe segnare la settimana. Cancro, la giornata di oggi è una giornata molto importante perché Marte fa un bellissimo trigono con Saturno, ma anche Venere, che dallo Scorpione ha lo stesso aspetto sia con voi che con Saturno in Pesci, il che significa che oggi avete una grande vis e sicurezza affettiva, oggi avete il dono di rassicurare tutto e tutti, ma soprattutto di rendervi conto che siete amati e desiderati. Leone, la giornata di oggi è una giornata che vede protagonista quella luna di seconda casa che vuole assolutamente mettere in questa incertezza dei punti fermi da un punto di vista oggettivo e pratico e soprattutto nell'economia che riuscirete ad avere una visione ampia delle cose. Un nuovo progetto potrebbe riguardare la vostra logistica. Vergine, la luna oggi è nei vostri gradi, ma è soprattutto quel Mercurio e quel Sole di seconda casa che fanno chiara la situazione a livello pratico ed economico, ma soprattutto anche in termini di responsabilità e di scambi lavorativi. Insomma, oggi tutto potrebbe essere dichiarato con un'estrema facilità e voi a essere rincuorati dal fatto che avete più chiarezza e più certezza intorno. Bilancia, la giornata di oggi fa assistere alla congiunzione di Mercurio al Sole che alberga nei vostri gradi e che vi rischiara le idee, che soprattutto vi rende nuovi, dinamici, giovani, veloci, pronti a scattare. Una grande vis intellettuale sicuramente, ma anche una forte voglia di essere ironici, smarcati e assolutamente scanzonati e divertenti. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata che vede Venere protagonista nel vostro segno che forma due bellissimi trigoni, una a Saturno, certezza affettiva, e una a Marte, passione. E beh, sono due aspetti che assolutamente non mi fanno mancare nulla. Passionali come sempre, ma questa volta sicuri che state investendo nella direzione giusta. Sagittario, una giornata oggi che vi vede un po' fuori dai giochi planetari. Saturno ancora risulta severo e un po' rigido e Giove in opposizione non vi aiuta di certo e certamente oggi potrete sfruttare la giornata per riordinare un po' l'assetto lavorativo. Non aspettatevi troppo coinvolgimento da parte di persone su cui socialmente per adesso mostrate un grande interesse. Capricorno, una giornata oggi molto piacevole, anche se Marte è in opposizione, Venere e Saturno vi rassicurano non poco, proprio perché formano con i vostri gradi degli aspetti abbastanza positivi. Seppure vi muovete in una situazione che vi piace relativamente, dovete stringere un po' i denti e fare buon viso al cattivo gioco, oggi comunque nella solita gioco tattico dei vostri affari avrete comunque la vittoria assicurata. Acquario, una giornata oggi che prevede una Venere di quadratura e un Saturno che vuole richiamare l'attenzione un po' all'economia. Probabilmente oggi è una giornata di riassetto, anche se non partite perfettamente in forma rispetto alla settimana lavorativa, sicuramente affettivamente qualcuno vi incuriosisce parecchio. Sarà il caso di approfondire questa conoscenza. Pesci, oggi il vostro Saturno, anche se retrogrado e lento, si avvale di tutta la vigoria di Marte, ma non solo, anche la bella Venere è in bellissimo aspetto di trigono. Sfruttate bene questi due aspetti per rendervi forti, sicuri, carismatici e capaci. Tutto sta ruotando in una maniera nuova per voi e siete pronti a dare una configurazione molto più solida alle cose che volete fare. Alcuni momenti sono destinati a rimanere per sempre indelebili nel tempo.
Il 30 settembre del 1452 è uno di quelli. A Magonza, in Germania, veniva infatti stampato dall'orafo Johann Gutenberg il primo libro, la Bibbia. Ne vengono prodotte circa 180 copie vendute per 30 fiorini l'una, una rivoluzione epocale. Non c'è stress che tenga, quando si tratta di rimboccarsi le maniche non sono di certo una che si tira indietro. In inglese per indicare questo atteggiamento si dice to bend over backwards, letteralmente tradotto con piegarsi all'indietro, che indica appunto quando qualcuno si fa in quattro per portare a termine qualcosa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Truman Capote, pseudonimo di Truman Person, ebbe un'infanzia segnata dall'abbandono del padre e dall'alcolismo della madre. Studente brillante, iniziò molto presto a pubblicare racconti, arrivando al grande successo con il romanzo Colazione da Tiffany, divenuto grazie alla Hepburn un celebre film. Tuttavia il romanzo più importante arriva solo nel 1966. Si tratta di A sangue freddo, scritto in cui Truman si cimenta in un nuovo genere, quello del romanzo verità. Dopo una lunga stagione mondana fatta di feste, film e party, inizia la parabola discendente. Ben presto Capote si ritroverà solo, alcolizzato, emarginato, dipendente da psicofarmaci e da amanti che lo sfruttano. Morirà per cirrosi epatica nel 1984. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non ha senso cercare chi non ti cerca, la reciprocità è fondamentale. Quindi grazie a voi che ci seguite tutte le mattine su tutti i nostri canali social. Continueremo a portarvi informazione e curiosità dal mondo anche domani. Buona giornata e a domani.